Per il nostro menù di pesce della vigilia di Natale, come secondo piatto abbiamo delle crocchette di baccalà con una salsa al limone e curry e come contorno un'insalata con scarola, finocchi, olive nere e clementine. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle crocchette di patate con baccalà e accanto metteremo una salsa al limone e curry. Sono molto buone, sono tipiche del napoletano, si possono mettere nel cuppo insieme a panzarotte, pasti cresciute e tutto quello che inseriremo poi nel nostro cuppo. Se vogliamo invece usarle come secondo piatto di pesce, le possiamo servire con un'insalata con il bianco della nostra scarola, del finocchio, delle olive nere e poi io metto anche degli spicchi di clementina, quindi un'insalata molto fresca. Vi lascio gli ingredienti e poi alla preparazione. Per fare queste crocchette di baccalà ci serviranno 250 g di patate lesse e poi schiacciate con il nostro schiacciapatate, del prezzemolo tritato molto fine, 100 g di baccalà, un uovo, sale, pepe, del pecorino e parmigiano grattugiati e olio per frittura, o un arachidi o una soia. Ci serviranno anche del pangrattato e della farina di semola rimacinata. Lessiamo il nostro baccalà nel latte con la carota, il sedano e i 4-5 grani di pepe nero. Lo portiamo ad ebollizione e poi mettiamo un coperchio in modo che il nostro latte non si consumi rapidamente. Controlliamo poi a metà cottura se è salato o meno, altrimenti aggiungiamo un pizzico di sale. Una volta che il nostro baccalà è cotto, mettiamolo a colare in un colapasta, così perderà tutto il latte in eccesso. Ha cotto per 15 minuti. Il latte dopo lo filtreremo perché questo sarà la base per una crema che metteremo accanto alle nostre crocchette. Ho messo nelle mie patate un tuorlo a cui ho tolto però 2 cucchiaini per metterlo nel bianco, che poi ci servirà per impastare e dare la crosticina alle nostre crocchette. Poi ho messo il prezzemolo tritato, diciamo che per questa quantità ne mettiamo un cucchiaino, un cucchiaio di pecorino e mezzo cucchiaio di parmigiano, sale e pepe. E adesso prendiamo il nostro baccalà bollito e ce lo sminuzziamo dentro. Mi raccomando, controllate se il vostro baccalà ha qualche spinetta. Ce lo impastiamo bene, assaggiamo come va di sale e di pepe e poi cominciamo a creare le nostre crocchette. Mi sono messa il mio bianco e quel poco di rosso che abbiamo preso in una teglia un po' più grande, più bassa, in una ciotola un po' più bassa. Ho creato le mie palline, ho messo pangrattato, 2 cucchiai di pangrattato e 1 di semola, quindi questa è la proporzione, ce lo mischiamo bene. Adesso battiamo un poco il nostro uovo e ci mettiamo le nostre crocchette. Con una mano passiamo le nostre crocchette nell'uovo e con l'altra, in questo modo, nel pangrattato. Una volta che il mio olio è bello caldo, io sto mettendo le mie crocchette, olio bello abbondante, profondo, e mi sono preparata della carta da cucina per poi passarle per far assorbire l'olio in eccesso. In una padella ho messo 1,5 cucchiai di olio, l'ho fatto diventare caldo e ho messo 1 cucchiaio scarso di farina e comincio a fare il mio roux per la nostra crema, che
metteremo vicino alle nostre crocchette di baccalà. Sto aggiungendo un po' alla volta 200 ml del nostro latte in cui abbiamo bollito il baccalà con mezza buccia grattugiata di un limone. Mano a mano aggiungo il nostro latte e porto a cottura. Poi vediamo come va di sale e ci aggiungiamo anche un po' di pepe. Una volta che la mia salsa si è raddensata, io ho aggiunto un po' di curry e adesso spengo, metto in una ciotola e lascio raffreddare. Copritela perché sennò altrimenti fa un po' di pellicolina, con un poco di pellicola a contatto. Una volta fatte colare bene dall'olio sulla nostra carta assorbente le crocchette di baccalà, io l'ho messa in un vassoio con delle ciotoline e accanto ho fatto un'insalata con della scarola, il cuore tenero all'interno, quello bianco della scarola, degli spicchi di clementine, finocchio e olive nere, con una vinaigrette fatta con arancio e aceto. Questa è un'altra scelta di presentazione delle nostre crocchette di baccalà. Questa è una presentazione singola ed è molto simpatica, quindi ogni commensale avrà il suo tagliere con sopra le crocchette, l'insalata e la salsa. Buon appetito a tutti!